Quinta corsa del programma, 2 ritiri Elixir e Bayard OK, restano in 13, 1 Amor Nero Rock, 2 Esmeralda Griff, 3 Nola Gay Treb, 4 Beyoncé Jet, 5 Black Block Alor, 6 Elvio, seconda linea, 7 Esther Pan, 8 Delise TC, 9 Vita Nobel, 10 Prince CS, 11 Brilliant Jet, 12 Colorado Spring, in terza fila 14 Cruso dei Greppi, favori netti per Amor Nero Rock, in partenza veloce però è Black Block che supera Esmeralda Griff e riesce a sfilare in 100 metri esatti per guidare. In terza posizione c'è Amor Nero Rock, mentre all'esterno è rimasto Elvio che ora punta dritto. Davanti però Black Block Alor, intende evidentemente correre davanti, a meno che non si presenti forse Amor Nero Rock, ma i primi 400 intanto se ne vanno in 29,6 con al comando Black Block Alor, Elvio sempre percorsi esterne, poi Esmeralda Griff, Amor Nero Rock che ha preso la via del largo e segue direttamente Black Block Elvio, 600 iniziali che se ne vanno in 45,8 da 1,16,3. Sempre leader Black Block Alor quando siamo all'altezza degli 800 metri. Amor Nero Rock rimane in schiena a Elvio. Intanto 1 minuto e 9 decimi il passaggio agli 800. Cavalli che sono ormai prossimi al chilometro e a questo punto sposta in terza ruota Amor Nero Rock che va deciso, superando Elvio e portandosi all'attacco di Black Block Alor. I due si staccano, seguiti da Esmeralda Griff. Cavalli a 400 dalla conclusione, insiste Amor Nero ma ribatte Black Block Alor. Più indietro Esmeralda. Amor Nero Rock mette qualcosa davanti all'avversario intanto. Completamento della curva finale con Amor Nero che sta sopravanzando Black Block Alor che cerca ancora la difesa, più indietro c'è Esmeralda Griff, retta d'arrivo con Amor Nero Rock che nel finale deve guardarsi dal tentativo di Evita Nobel che sul palo prevale. Evita Nobel a centropista viene a vincere a sorpresa con Cristiano Pepponi a grossa quota, 30 contro 1. Per Evita Nobel che sorprende nel finale Amor Nero Rock e lo piega anche abbastanza nettamente sul traguardo. Andiamo a rivedere le battute conclusive con Evita Nobel che a centropista trova un po' in difficoltà Amor Nero Rock. Vediamo le ultime battute ed è proprio Evita Nobel che sul palo emerge, mentre al terzo posto finisce Brilliant Jet. 1.15.4 ragguaglio conclusivo, doppio 30 a chiudere e vittoria a sorpresa per Evita Nobel. Cristiano Pepponi in salchi per conto di Daniele Cuglini e del signor Maurizio Napolano.